Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. Buon venerdì a tutti quanti e speriamo in questo venerdì di esservi davvero utili, perché abbiamo qui in studio con noi due medici, due esperti, due professionisti che magari avete una piccola difficoltà nelle materie che andremo a affrontare e vi possono dare una risposta o vi possono dire quale sia il sostegno migliore da affrontare. Parleremo delle dipendenze da alcol, da fumo, da droga, da gioco e tante altre dipendenze che sono purtroppo anche dipendenze in emergere nella società italiana. Siamo con l'ULSS 5 Polesane, siamo con il dottor Marcello Mazzo, direttore della struttura operativa complessa SERDE, Dipartimento Dipendenze dell'ULSS 5 di Rovigo. Benvenuto direttore. Buongiorno. E abbiamo il piacere di avere in studio con noi Valentina Pavani, psicologa dell'ULSS 5 di Rovigo, ULSS 5 Polesana, ricordiamolo. Allora, abbiamo fatto una premessa importante, siamo una società molto dipendente, dipendiamo magari dalla televisione, dipendiamo dall'orologio che ci condiziona, ma poi succede che cominciamo anche magari ad essere dipendenti da un videogioco, possiamo essere dipendenti dal telefonino. Pensate che il 72% degli italiani vive con lo smartphone in mano e si chiama questa nuova dipendenza nomofobia, ed è solo per ricordare insomma che un po' tutti quanti noi tendenzialmente ci aggrappiamo magari al telefono. Abbiamo una situazione piuttosto complicata in Italia sul concetto della dipendenza, o sull'uso, è meglio dire così. Sappiate che ci sono circa 8 milioni e mezzo di italiani che insomma sono un po' troppo attaccati all'alcol, abbiamo 4 milioni di persone che hanno fatto uso di sostanze stupefacenti e 2 milioni di persone che hanno invece un problema serio con la ludopatia. Parliamo di quelli che usano passare le giornate davanti a quelle macchinette mangiasoglie, e poi ci sono 11 milioni e mezzo di fumatori affetti quindi da tabagismo. E poi tutte le nuove problematiche, l'internet, le problematiche che si hanno soprattutto con l'avvento delle tecnologie. Direttore, voi vi muovete in questo contesto che non è un contesto facile lì a Rovigo. Sì, noi ci muoviamo in questo contesto che è sicuramente complicato. Mi sembra che i numeri che lei ha dato siano insomma, molto significativi. Il fenomeno dell'uso di sostanze è sicuramente importante. Negli ultimi anni abbiamo dovuto verificare un aumento anche di situazioni di dipendenza legate non solo alle sostanze ma ad alcuni comportamenti, per cui quello che lei diceva del gioco piuttosto che del telefonino, dell'internet, sono tutte problematiche nuove. I nostri servizi si stanno adattando, adeguando per dare delle risposte alla popolazione. E sono sicuramente fenomeni dal punto di vista sociale estremamente complicati, estremamente interessanti anche per molti aspetti. Dice perché si analizza la società, dice interessanti anche per capire sono dove sta andando. Molto interessante vedere come le dipendenze ad esempio hanno avuto dei cambiamenti che sono dei cambiamenti sociali che rispecchiano situazioni diverse rispetto a 50 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa, e probabilmente fra qualche decennio ci troveremo di fronte a situazioni ancora diverse. Allora, l'obiettivo ecco, insomma, che noi ci siamo dati come azienda sanitaria, che io ho fatto mio in qualità di direttore di una struttura che si occupa appunto di persone con problematiche di dipendenze, è quello di cercare di adattare i nostri interventi a quelle che sono le nuove esigenze sociali. Quello che andava 50 bene, anni fa non c'era la macchinetta, la persona aveva bisogno 150 anni fa non c'erano le macchinette, le modalità di assunzione degli alcolici erano completamente differenti, le sostanze che venivano usate non sono quelle che oggi un ragazzo di 16, 17, 18, 20 anni può trovare al mercato, non esistono più le piazze come luoghi fisici, esiste un grande mercato che è internet, esistono possibilità enormi, e allora i servizi ovviamente devono dare risposte che siano congrue con quelle che è il bisogno che la società esprime. Lo sforzo è stato quello di mettere assieme più professionisti per affrontare una problematica come quella della dipendenza, e qui aprirei una piccola parentesi.
Se i servizi come quello che io ho l'onere e l'onore di dirigere dovessero lavorare solo sulle dipendenze, avremmo un lavoro molto più contenuto. Il nostro obiettivo è quello di intervenire anche sulle situazioni di consumo di sostanze, perché a volte il solo consumo si rivela molto problematico e molto pericoloso. Allora, i nostri servizi, l'ambizione che io ho è quella di cercare di coinvolgere più personale, più professionalità possibili per creare un programma riabilitativo, un programma per la persona che esprime il problema, il più aderente a quelle che sono le caratteristiche di quella persona. Ed è per questo, specializzato per quel determinato tipo di dipendenza. Ed è per questo che io continuo a dire, e credo in questo di essere seguito, anzi non credo, sono sicuro di essere seguito da tutte le persone che condividono con me la fatica quotidiana di questo lavoro, che non esiste il professionista che si occupa delle droghe. Esiste un gruppo di persone, ciascuna con le proprie competenze, che disegna un programma, disegna un percorso per una persona, che può essere prevalentemente farmacologico in alcune situazioni, prevalentemente di sostegno sociale per altre, prevalentemente di sostegno di tipo educativo per altre situazioni. Però io credo che la sfida sia quella di mettere assieme più competenze per dare delle risposte che siano efficaci. Se qualcuno è ancora convinto di risolvere il problema della tossicodipendenza o con la pastiglia o con un colloquio o con un solo intervento, mi dispiace, ma lo dico con molta tranquillità e molta franchezza e anche con molta tranquillità, quella persona lì ha capito poco di un fenomeno complesso come quello delle dipendenze. Tra l'altro poi c'è anche tutto il problema delle droghe sintetiche che sono in continua evoluzione e poi verremo anche sugli effetti, perché quello che assumi oggi non sai il potenziale di danno che possa sviluppare sul tuo cervello nel lungo tempo, poi anche nel breve, però c'è un problema anche veramente di guardia e ladri anche a livello proprio della sicurezza. 049 49 06 054, buongiorno, buon venerdì. Buongiorno, sento che c'è qualcuno, prego. Sì. Eccola qui, ci dica tutto, buongiorno. Ci sono io e mi chiamo Paola Carnazzola e spesso vi chiamo perché vi trovo abbastanza interessanti come input su tutte queste problematiche. Riguardo l'alcol, la droga eccetera, io mi ricordo che tanti anni fa sono andata a un convegno di droga. Sulla droga? Sì, allora, faccio veloce, sono milanese, faccio veloce, un medico disse, e la cosa mi è rimasta impressa, ma io parlo degli anni 78, mi ha detto, quando un genitore pensa che suo figlio non si droghi, si droga. Cioè, voglio dire, il controllo dei figli deve essere assolutamente assiduo, e non solo, perché bisogna vedere anche proprio le espressioni del viso. È difficile per un genitore, questo lo garantisco totale. Io ho 70 anni, ho un vissuto molto complicato ma molto intelligente, quindi io dico droga, alcol eccetera, ai genitori attenti, le discoteche, andare sempre liberi, i minorenni eccetera eccetera, attenti a tutti. Vi saluto. Grazie, e vi signora, ringrazio. grazie la signora che ci chiama, signora Paola, che ci chiama da Mirano, suppongo, ci ha dato un po' dei carini, perché ha detto abbastanza, ma insomma, siamo contenti anche questo. E dice bisogna vigilare, bisogna controllare e tenere stretti i propri figli. Il problema è che queste dipendenze, questi consumi si protraggono anche fino ai 60 anni, 65, perché poi una persona che entra in un meccanismo difficile da scardinare. 049 49 06 054. Dottoressa Pavani, ci vuole tanto supporto psicologico per tutto quello che si muove attorno a una persona che ha una dipendenza, e ripeto, non stiamo qui a giudicare il tipo di dipendenza e basta, ma ci vuole uno supporto anche per la famiglia, per tutti coloro che ruotano attorno a questa problematica. E allora voi come vi muovete, da che cosa partite? Perché a seconda della dipendenza vi muovete in modo diverso. Ci racconti cosa succede? Viene una persona
che ha una dipendenza, adesso la mettiamo da ludopatia per non essere solo con la sostanza stupefacente, come funziona? Certo. Beh, in realtà non dipende dalla sostanza, ogni persona che entra nel nostro servizio segue un percorso molto simile indipendentemente dal tipo di problematica alla base. Questo perché noi siamo un'equipe, come si diceva, di persone, di professionisti che opera insieme per riuscire a capire quale sia l'intervento migliore per la persona in quel momento di vita particolare della persona. Quindi noi quando entra una persona proseguiamo con una serie di valutazioni che riguardano tutti gli aspetti, quindi la valutazione medica in primis, la valutazione psicologica, con dei colloqui appositi per capire la persona, capire il passato, capire il suo contesto familiare, se è possibile disponibile anche i colloqui con la famiglia, perché come la signora a casa diceva, è molto importante anche stringere un'alleanza anche dove è possibile con la famiglia, perché è un supporto, è un valore molto importante per noi. Con i colleghi assistenti sociali per valutare eventuali problematiche legali o sociali o lavorative, perché è anche importante capire se l'uso o il gioco hanno provocato dei problemi anche a livello sociale, quindi problemi di soldi, quindi la difficoltà a procurarsi dei soldi, se c'è un lavoro che sostiene la persona, quindi facciamo una valutazione globale di tutta la persona. Solo al termine di questa valutazione in equipe cerchiamo di stabilire qual è l'intervento più efficace per quella persona lì e quindi a quel punto lì si stabilisce se dare la priorità agli aspetti più farmacologici, la priorità agli aspetti più psicologici a seconda del tipo di persona. Indipendentemente dalla sostanza o se è un giocatore, questo è l'andamento. Certo che con il giocatore dopo seguiranno degli interventi più mirati proprio per andare a scardinare quegli errori cognitivi che ci sono alla base del gioco d'azzardo, no? L'idea di vincere la prossima volta è quello che mi fa giocare più soldi e mi fa sperperare denaro. Per le sostanze il meccanismo è leggermente diverso perché entra anche in campo tutto l'aspetto farmacologico dove è necessario, certo. Oppure l'astinenza. Noi dobbiamo andare in pubblicità, poi torniamo su quello che ci ha detto la signora Paola, no? Anche sui figli, su stringerli, l'importante penso è anche sospendere il giudizio, non giudicarli ma accoglierli in fondo. 049 4906 054, noi torniamo dopo la pubblicità, siamo qui a vostra disposizione, a dopo. Sempre. Diretta 049 4906 054, stiamo toccando un argomento importante, stiamo toccando un argomento che ci deve far riflettere e forse diventare anche un po' più sospettosi, come diceva la signora di prima, magari sul controllo dei figli. Se volete intervenire, se volete dire la vostra opinione siamo a disposizione, vi ricordo stiamo parlando delle dipendenze in generale, perché non vogliamo parlare solo di quelle relative alla droga, perché sono tantissime, c'è l'alcol, la droga, il gioco d'azzardo e tante altre nuove che stanno emergendo. Allora, a livello nazionale, ultimi dati disponibili ci raccontano che le persone che sono in cura e che hanno accesso alla comunità terapeutica sono circa 15.563 su 460.000 soggetti che hanno una dipendenza seria da eroina in questo caso. Allora, come funziona da voi? Come è strutturato questo apporto, questo supporto? Direttore? Sì, mi sembra interessante la questione dei programmi di tipo residenziale, no? Quando noi parliamo di comunità in realtà intendiamo un percorso che un paziente svolge in una struttura altra
dove si ferma per un determinato periodo di tempo, dove ha la giornata strutturata in attività di tipo riabilitativo, in attività lavorative, in attività anche terapeutiche, e i percorsi possono essere i più vari. Io credo, insomma, ormai ho abbastanza anni per poter dire che rispetto a quello che succedeva quando ho iniziato questo lavoro qua, le comunità lavorano in maniera completamente diversa, con una professionalità esageratamente più alta. Noi stiamo vedendo delle immagini che ci voi state vedendo una cosa di cui vado molto orgoglioso, ed sono i manufatti che vengono prodotti al centro diurno del nostro servizio, che è una struttura semi-residenziale dove ospitiamo i nostri utenti per una giornata. Quanti ne potete ospitare? Al massimo 10 per volta. Noi siamo stati autorizzati dalla Regione ad avere un numero massimo di 10 persone, appunto perché, come stavo dicendo prima, abbiamo la possibilità, con tutto quello che è stato un lavoro molto opportuno fatto a livello regionale, di aver selezionato strutture con degli standard ottimali, per cui il percorso residenziale o semiresidenziale è tutt'altra cosa rispetto a quando siamo partiti. Insomma, adesso nelle comunità si trovano professionalità impensabili qualche decennio fa, i percorsi non sono tutti uguali, anche nelle comunità si è deciso di adottare quella tecnica sartoriale di cui si diceva prima, no? A ognuno viene confezionato il vestitino che gli sta meglio. Il problema grosso è quello di quello che succede appena è finito il programma di tipo residenziale, e quindi anche molta attenzione in tutta quella attività particolarmente significativa e importante che è il reingresso nella quotidianità, tutte quelle attività che devono essere tutorate, che devono essere seguite con molta attenzione rispetto agli inserimenti lavorativi, e quindi il lavoro che diventa sicuramente un momento importante anche dal punto di vista terapeutico. Insomma, la comunità è sicuramente uno di quei pilastri che noi abbiamo per sorreggere tutta l'architettura dell'intervento sulle dipendenze. Vorrei ritornare, proprio per orgoglio personale, ma insomma, a quella che è invece la possibilità altra rispetto al servizio ambulatoriale del SERD e al servizio residenziale della comunità, e parlare un attimo di queste attività di tipo semi-residenziale, dove gli utenti vengono coinvolti in un programma quotidiano di un certo tipo, dove ci sono dei laboratori anche creativi, dei laboratori dove si sviluppano alcune capacità che per i nostri pazienti erano impensabili, e noi abbiamo deciso, insomma, che era opportuno seguire questa strada di riabilitazione con risultati che, insomma, mi sembrano adeguati, buoni. Vengono prodotti dei materiali, vengono prodotti dei manufatti che ci pregiamo di donare ad un'associazione, e che poi vengono venduti e resi disponibili per il pubblico. In questa ottica ieri ho avuto modo di parlare con le persone che si occupano prevalentemente di questa attività di tipo riabilitativo e quindi dei laboratori, e mi hanno dato questo ordine, che non è neanche un suggerimento, ma un ordine, per cui io in diretta, questa è proprio diretta, le consegno lo apriremo. Fatto, allora, lo apriamo. Siamo molto orgogliosi. Grazie. E questo è il lavoro fatto da persone con problematiche di tossicodipendenza. Allora lo aprirò, e poi dopo durante la pubblicità sfoggerà questo manufatto. Allora, grazie con molto orgoglio. Devo ringraziare gli utenti del centro diurno Il Pane e le Rose dell'ULSS 5 di Perfetto, allora grazie al Pane e le Rose dell'ULSS 5. Allora lo apro, parola di Lupetto, si dice dopo la pubblicità e durante la pubblicità. Senta, noi stiamo parlando dell'uso e di che cosa succede, però è importante capire come nasce una dipendenza e come possiamo aiutare questa popolazione ad una buona prevenzione, perché la signora Paola diceva, ma sì ragazzi, dobbiamo controllare in maniera assidua, però anche il controllo alle volte può essere controproducente. 049
3849 06054 se volete dire la vostra opinione, avete una storia da raccontare, volete un supporto, volete anche porre dei quesiti, perché magari siete genitori spaventati con dei ragazzi teenager, adolescenti o preadolescenza. Allora, dottoressa, intanto come nasce una dipendenza, come facciamo a prevenire queste problematiche? Allora, l'inizio delle tutte le dipendenze è molto subdolo in realtà, non è che si comincia con la dipendenza, si comincia intanto con usare una sostanza, usarla in modo ricreativo, in modo ludico, magari con gli amici, senza pensare che poi un giorno potrebbe diventare un problema. Anzi, molto spesso le persone iniziano a fare un uso problematico senza rendersene conto che stanno facendo un uso problematico, quindi iniziano a usare la sostanza, magari in modo sempre più frequente, però ritengono di essere assolutamente padroni del loro comportamento, di non avere una dipendenza vera e propria da quella sostanza. Cioè loro hanno penso di avere una capacità di autodeterminarsi. Tutte le sostanze all'inizio danno questa sensazione, anche l'effetto stesso della sostanza incrementa questa sensazione di avere il pieno controllo. L'alcol è uno di questi, le persone che assumono sostanze alcoliche ritengono di essere perfettamente in grado di essere padroni delle loro azioni, tant'è vero che poi i rischi alla guida sono questi, no? Perché uno non si rende conto dell'effetto che l'alcol gli sta facendo in corpo e prende dei rischi alla guida che diventa pericoloso per gli altri. Quindi all'inizio si vive in questa sorta di illusione di riuscire a controllare la sostanza, quando in realtà le persone attorno, e qui subentra l'importanza che ci sia qualcuno attorno che se ne accorge, le persone attorno si accorgono che qualcosa comincia a sfuggire, che magari stava usando troppo tempo o troppo denaro per utilizzare quella sostanza, e in quel meccanismo lì ormai ha già a rischio di essere la dipendenza. Senta, non è che noi perdoniamo, mi passi il termine, alcune sostanze, ad esempio se uno pensa all'alcol lo perdoniamo un po' di più, tra virgolette, perché è un po' più fruibile, perché siamo nati anche noi in una cultura dove il vino è sempre presente sulla nostra tavola, quindi non abbiamo la percezione, diciamo, ma si è alzato un po' il gomito, era il weekend, invece dovremmo indagare di più. Siamo un po' più buoni con alcune sostanze. Con l'alcol siamo tutti, direi, un po' più buoni, è vero che molte persone non ritengono l'alcol una sostanza psicoattiva che può creare dei problemi di dipendenza a lungo termine. Però l'alcol è in grado di creare problemi anche se non diventa una dipendenza. Basta una volta. È in grado soprattutto, anche se diventa il famoso episodio del binge drinking, quella che bevono solo il fine settimana, che non si ritengono veri assuntori, veri alcolisti o dipendenti, ma in realtà sono persone che hanno un grosso problema con l'alcol, perché quando cominciano non riescono a smettere. Quindi questo è già un segnale molto pericoloso, e l'alcol purtroppo è connotato molto più facilmente come sostanza benefica rispetto alle sostanze, perché nessuno dice che l'eroina fa anche bene. Lo trovi al supermercato. L'alcol invece ci sono anche i medici che dicono che fa bene. Sì, ogni tanto escono queste informazioni, news probabilmente mal veicolate, che ti dicono: ma il dottore dice che per la protezione del cuore o per una sana manutenzione delle tue vene, del tuo cervello, è consentito bere il mezzo bicchiere, cioè è una boiata o è una cosa vera? Ma no, allora anche qua... ce lo dica perché poi siamo qua. Io non è che ho la presunzione di essere quello che definisce una volta per tutte questa annosa questione che ogni tanto si sente. Il famoso gotto del vino, dottore. Allora, io credo che le cose vadano dette con il rigore scientifico, almeno in questa sede. Credo che nessun collega possa affermare con sicurezza che l'alcol fa bene. Bene. Qualcuno ha detto, in maniera anche opportuna, perché ci sono degli studi che dimostrano questo, che l'uso di modiche quantità di vino, in particolare di alcuni tipi di vino, possono essere cardioprotettivi e protettivi per il sistema cardiocircolatorio. Ma che ci sia un collega serio che afferma che l'uso dell'alcol fa bene alla salute non esiste, o corre il rischio di essere declassato, radiato dall'ordine dei medici. Quello che invece secondo me è opportuno sottolineare, ecco, dare alcune informazioni circa un bere a rischio e un bere non a rischio. Allora, il bere non a rischio praticamente non esiste. Allora l'OMS
non Marcello Mazzo, Valentina Pavani o chissà chi, dà delle indicazioni di un bere a basso rischio rispetto a un bere ad alto rischio, ma un bere sicuro non esiste. E poi dipende dalla soggettività, perché uno può bere a basso rischio ma avere una reazione molto importante perché non è abituato. Può restare dentro quelle quantità che l'OMS definisce a basso rischio, con delle eccezioni. Voglio dire, un bere a basso rischio per una donna gravida, non per una donna e ovviamente una donna gravida, non esiste. Perché un bere a basso rischio per un adolescente non esiste. Un bere allora, io devo andare in pubblicità, però voglio anche spezzare una lancia, cioè un sorriso, perché quanto siamo stati a bere a basso rischio quando il nonno ti diceva tira su dalla damigiana che devo travasare il vino. In Veneto questa cosa nelle campagne è sempre successo. Sì, è sempre fatta. Mi è piaciuto, dottoressa, che si è ricordata del binge drinking, perché ricordiamo sono per i giovani, un 38,8% dei giovani lo fa, e bere 6 bevande diverse in un tempo ristretto, figuriamoci. 049 49 06 054, adesso scarto e poi vi faccio vedere a dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 49 06 054. Allora, io come promesso ho aperto la confezione, allora, trovo questa bellissima ciotola che è veramente un capolavoro, e questa bellissima collana, e quindi devo ringraziare il pane e le rose che sono il frutto di tanto lavoro della LUS 5 per quanto riguarda il SERD del centro diurno, ricordiamolo, dove come potete vedere la creatività, insomma, nella situazione difficile può emergere anche un aspetto molto molto positivo. Io ne sono davvero molto molto onorata. Allora, stiamo dicendo anche ricollegandoci alla telefonata della signora, un controllo assiduo, ma dovremmo controllarci tutti dai 14 anni fino a non sappiamo quanti anni di età. Come si fa, visto che siamo una società già sotto controllo, controllare? È molto complicato, dottore? Sì, è molto complicato, ma io credo che più che controlli, per quanti controlli si possano fare, è evidente che non si riesce a controllare proprio tutto. Io credo che il controllo importante sia quello che ognuno di noi deve fare rispetto ai propri comportamenti. E allora proprio in questa ottica, ad esempio, tutta l'attività di prevenzione che stiamo facendo con le scuole, e in questi anni abbiamo anche ritarato il nostro intervento andando a lavorare con ragazzi sempre più giovani, e quindi con ragazzi delle scuole medie, addirittura in alcune situazioni anche con le scuole primarie, è proprio quello di dare degli strumenti a questi ragazzi per poter fare delle scelte consapevoli. E quindi stimolare quanto più possibile il fatto di poter definire, determinare un proprio comportamento, che qualche volta anche non seguire il branco può essere un comportamento virtuoso. Ecco, su queste cose qua io credo che ci sia molto da fare, ma vorrei ritornare proprio un attimo rispetto a quella questione che lei aveva sollevato prima dell'alcol, della nostra cultura. Sì. Noi stiamo pagando in maniera pesantissima in termini sociali, in termini sanitari, una distinzione storica che vede le droghe illegali considerate come le sostanze pericolosissime e le droghe legali invece quelle che, insomma, tutto sommato... Quali sono le droghe legali? Perché poi a casa uno non ci pensa. Il tabacco e l'alcol, che vengono venduti liberamente, anche internet, il cui consumo è assolutamente e socialmente accettato, sono in realtà quelle che pesano molto di più in termini di mancata salute nella popolazione generale. E allora noi dovremo lavorare molto sulle droghe illegali e la repressione. Ma perché repressione, insomma, io sono per natura non sono favorevole a parlo della repressione delle forze dell'ordine. Repressione. Le forze dell'ordine chiaramente devono eseguire dei controlli, devono essere molto attenti sul territorio, devono fare quello che stanno facendo e che stanno facendo anche con molta convinzione e con risultati molto utili per il benessere sociale. Ma noi dovremmo lavorare su un altro fronte, che è quello appunto della
promozione di alcuni comportamenti salutari, comportamenti che provocano, che danno salute. E allora sull'alcol io credo che ci sia moltissimo da fare, soprattutto sui più giovani. Perché forse non diamo neanche noi alternative come società, perché se lo sballo del fine settimana, la pastiglietta di ecstasy piuttosto che di altro, più la bevuta e il riuscire a fare la gara a chi ne beve di più fino ad arrivare in coma etilico, magari all'accesso al pronto soccorso, questa è una realtà colpa nostra. Certo, è colpa nostra, ognuno ha la sua fettina di responsabilità. Io credo che se dobbiamo dare delle responsabilità, allora la responsabilità maggiore ricade su chi promuove costantemente possibilità di assunzione di alcol, su chi promuove costantemente il gioco. Cioè abbiamo una pressione molto forte rispetto ad alcuni comportamenti che non sono salutari. Sull'alcol, vorrei ritornare proprio un attimo, io credo che noi abbiamo un compito importante soprattutto nei confronti dei più giovani, rispetto a quelle che possono essere, il pericolo dell'assunzione anche di modiche quantità di alcol. Abbiamo un po' abbassato la guardia, no? Quando parliamo di dipendenza, quando parliamo di droghe, molto spesso si va un po' a mode. Il momento in cui si parla solo del gioco, il momento in cui si parla solo dell'alcol, il momento in cui si parla soltanto dell'eroina, in realtà è un tutt'uno. I dati i dati interessantissimi peraltro dell'ultima relazione al Parlamento, che è stata fatta qualche giorno fa, ci dimostrano in maniera inequivocabile che il fenomeno del policonsumo, cioè del consumo di più sostanze, è quello che sta governando in questo momento il fenomeno delle dipendenze. Allora, noi dovremo intervenire soprattutto sui più giovani con delle azioni che sono azioni non tanto di repressione. Io non penso che sia importante, e poi la storia mi dà ragione, io credo che sia importante intervenire nel far aumentare la consapevolezza del rischio rispetto ad alcuni comportamenti. E in questo senso una delle cose che stiamo facendo come azienda ULC, come Dipartimento per le Dipendenze, è proprio un'attività di strada dove abbiamo degli operatori professionali, degli educatori professionali, degli operatori che hanno avuto una formazione e si avvicinano ai ragazzi nei luoghi del divertimento, nei luoghi del consumo, dando indicazioni rispetto a quelli che possono essere i rischi, fornendo anche materiale per evitare che possano farsi del male, tra virgolette. Abbiamo deciso, come stanno facendo in tante altre realtà, di accompagnare i ragazzi nei luoghi del divertimento. Non è un accompagnamento meramente meccanico, cioè non li portiamo con l'autobus e basta. Il momento dell'autobus è anche il momento in cui si forniscono indicazioni, si fa assistenza, si dà l'opportunità a qualcuno, nel caso ci fosse bisogno, di sapere che c'è un servizio a disposizione. Quindi lavorate anche sulla consapevolezza. Io credo che il nostro esistere è, se continuiamo e sempre più lavoriamo su queste tematiche piuttosto che soltanto sulla cura. Credo che l'investimento di un servizio per le dipendenze debba essere importantissimo sul versante, diciamo, della prevenzione e della promozione della salute. Anche perché poi la ricaduta e l'impatto sul Servizio Sanitario Nazionale è davvero importantissimo, perché insomma milioni di euro, non qui ma anche nel futuro, soprattutto per chi ha fatto uso di sostanze stupefacenti e di tutte insomma le sostanze che sono state citate. Senta dottoressa, intanto ricordiamo il numero 049 49 06 054 se volete dire la vostra opinione. Mentre si faceva la riflessione su questi giovani che sono sottoposti a questo fenomeno magari del policonsumo, la riflessione è questa: non è che ci sono anche troppi soldi nelle tasche di questi giovani? In un'Italia così in crisi, così in difficoltà, dove si vive sulle pensioni dei nonni, e i nonni sono diventati il sistema sociale di sostegno, com'è che i giovani hanno così tanti soldi per comprare queste droghe, per comprare questi superalcolici, di cui dovrebbe essere probabilmente vietata la vendita fino ai 25 anni, finché il cervello non sia formato del tutto? Cioè, ce lo dica dottoressa, secondo lei succede questo? Lei che ha contatto con le famiglie, cioè magari con famiglie
Che dice, sicuramente viviamo in un mondo in cui ai figli si tende a dare più soldi magari del necessario, proprio perché c'è l'idea di non fargli mancare niente, ti dicono proprio queste parole qui, no? Voglio che vada fuori, che non gli manchi niente, però non bisogna pensare che costino così tanto poi queste droghe, non è che hanno un costo così folle, non stiamo parlando della cocaina, ma se andiamo a parlare di soldi, dei cannabinoidi, dell'alcol o dell'eroina, non stiamo parlando di grandi investimenti, loro se fanno la cresta sulla paghetta ce la fanno benissimo a comprarsi queste sostanze. Purtroppo ormai il mercato delle droghe è talmente evoluto che va incontro ai bisogni e si adatta molto più nel nostro sistema pubblico alle esigenze dei giovani, e vanno incontro anche a offerte e sconti in questo senso qui, quindi il mercato delle droghe è veramente un mercato molto evoluto purtroppo rispetto al passato e si adatta benissimo alle necessità. Se il ragazzo ha pochi soldi, fa in modo di renderlo fedele sui pochi soldi, la sostanza costa poco, anche 5 euro, 10 euro, non è che ci vogliono queste grandi quantità di denaro, insomma. Sì, però 5 euro oggi, 5 euro domani diventano tanti soldini, certo, questo sì. Diventa un bilancio di 50-70 euro magari alla settimana, per partire dai 5 euro, se pensiamo a una pensione minima di un genitore o di uno stipendio di 1000 euro di un operaio che deve pagarsi l'affitto, con questi soldi. Il messaggio però che insomma, opportunamente la dottoressa sottolineava è che il marketing delle droghe si rivede continuamente e i prezzi vengono tarati, cioè rispetto a qualche anno fa usare sostanze, usare alcol costa meno. Costa meno, io devo andare in pubblicità, vi ricordo che ci sono allo stato attuale circa 600 nuove sostanze psicoattive che in questo momento sfuggono ai controlli, cioè non trovano i servizi idonei ad aggiornare e a controllare, a sapere di che cosa si sta parlando, e questo perché? Perché come diceva anche il dottor, non sono le smart drugs, cioè quelle droghe che sono molto, molto intelligenti tra virgolette, perché sono di facile fruizione e scappano, sfuggono ai controlli anche delle forze dell'ordine. 049 49 06 054, noi torniamo dopo la pubblicità, se volete intervenire siamo qui. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 49 06 054. Allora, una problematica in più sulla prevenzione c'è anche questo basso costo, basso prezzo, come ci ricordava la dottoressa Valentina Pavani, psicologa dell'US 5, delle sostanze a disposizione, che sia probabilmente la droga, che sia l'alcol, che sia la sigaretta. Poi un problema diverso è quello delle macchinette. Una cosa che vogliamo anche ricordare è che voi, non so se a seconda poi delle indicazioni, supportate anche alle persone alle quali vengono ritirate la patente, perché fate anche questo, dottoressa, giusto? Certo. Perché c'è questo da tenere in considerazione. Puoi bere una volta, ti bloccano e ti ritirano la patente, magari è successo una sola volta, può capitare. Certo. Noi abbiamo un protocollo con la Commissione Medica Provinciale delle Patenti, per cui vengono inviate da noi per valutazione le persone che vengono fermate alla guida con stato d'ebbrezza, quindi che richiedono una sospensione della patente e quindi un momento in cui devono ridargli la patente, e quindi vengono da noi per fare una serie di colloqui e di esami, devono chiedere di esami del sangue per far vedere, per dimostrare che non stanno in quel momento lì abusando di alcol. Ci sono dei valori appunto che ci danno questa indicazione. E quanto dura questa riabilitazione, ad esempio per le persone alle quali viene ritirata la patente perché guidavano in stato di ebbrezza? Cioè, quanto dura? Ma il percorso dipende da quanto tempo. Loro vengono da noi nel momento in cui hanno sospeso la patente è sospesa per legge variabili, nel senso che non tutti hanno la sospensione per 3 mesi, perché dipende dal tasso alcolico con cui vengono fermati, quindi la nostra valutazione nell'arco di un mese si completa, perché fanno i colloqui e fanno gli esami del sangue prima di andare poi in commissione. Vi stavo dicendo che è un'occasione nel colloquio che fanno con l'educatore, con l'assistente sociale,
per riflettere un po' sul loro stile di vita, sull'abuso di alcol e renderli consapevoli dei rischi della guida sotto effetto di sostanze alcoliche. E probabilmente una persona che ha bevuto non è così, non si sente così consapevole, o comunque colpevole, forse come uno che si droga, dice ma perché devo venire al SERD? No, assolutamente. Magari ha questo tipo di impatto. Quasi tutti non vengono molto sono molto volentieri. Arrabbiati forse, poi dovete confrontarvi anche con la rabbia delle persone voi. Non vengono molto volentieri perché appunto viene non sono ritenuto drogato. Prima di tutto viene sottodimensionato quanto hanno bevuto, perché se parli con loro hanno tutti bevuto una birra anche se sono stati fermati con tassi alcolici molto elevati, perché si tende sempre a sovrastimare quanto uno ha bevuto. E poi perché è ritenuto talmente normale che viene vissuto come un'ingiustizia il fatto di essere stati fermati e inviati da noi. Pian piano si cerca di... Si lavora, avete tanto lavoro da fare. 049 49 06 054 se volete intervenire. Allora, direttore, è una struttura nella quale lavorate in team, quindi abbiamo visto qui c'è la nostra Valentina Pavan, la psicologa dell'US 5 di Rovigo, ce lei è qui come direttore sia del SERD che del Dipartimento appunto delle Dipendenze dell'US 5 di Rovigo. Chi c'è? Quali sono gli attori che collaborano? Grazie per questa domanda, così ho anche la possibilità di ringraziare anche pubblicamente. Io intanto ringrazio perché ho indossato la collana delle pane e le rose del centro di Urno e quindi ringrazio. Ho anche l'opportunità di ricordare tutte le persone, come dicevo prima, che condividono la fatica quotidiana. Allora, dal punto di vista così organizzativo abbiamo infermieri che lavorano. Il lavoro degli infermieri in un servizio come il nostro non è proprio solo quello di distribuire la terapia o di raccogliere le urine per fare i controlli, c'è tutta un'attività, un rapporto che l'infermiere instaura con i nostri pazienti che io credo sia molto più terapeutico di altri interventi. Poi butta l'occhio, vede come sta. L'infermiere butta l'occhio, vede come sta, sente come vanno le cose a casa, se continua a lavorare, se non lavora più, se ha litigato col marito, con la moglie, con i figli. Insomma, è un po' non la spia, ma è una vedetta, un avamposto, ecco, che è probabilmente la figura professionale più vicina ai nostri utenti. Perché non la vede come un medico, come qualcuno? Ma perché ha più possibilità di contatto con i nostri utenti. Allora, direttore, dopo facciamo un po' di suspense, quindi ringraziamo tutti gli infermieri con questa vedetta attiva. Io prendo la telefonata, sentiamo cosa ci dicono e poi torniamo su tutto questo team che ha messo in piedi l'ULS 5 non con poca fatica, perché bisogna essere strutturati per supportare, prevenire e seguire. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, Gianfranco da Padova. Buongiorno Gianfranco. Io volevo un po' intervenire su alcol, droga, fumo e gioco. Il gioco, io giocavo a calcio, quindi non c'erano problemi. No. Però se le famiglie controllassero i loro figli come i miei genitori, che mi davano 100 lire, e io con 100 lire mi mangiavo un disco volante, che c'erano i dischi volanti, una volta che era una specie di pastina, e bevevo una spumetta. Quello che mi rimaneva facevo un po' giocare a biliardino, capisci? Adesso questi signori genitori che danno queste paghette ai loro figli, se gli danno 50 euro, 100 euro, è normale che vanno a spendere in droga, alcol e via dicendo. I genitori sono le famiglie che formano i ragazzi. E sono i genitori che li rovinano, che li fanno crescere. Se questi ragazzi qui fossero vissuti sotto mia mamma e mio papà, sicuramente non avrebbero avuto i soldi per andarsi a comprare la droga e per andarsi a rovinare. Grazie, Gianfranco, lei dice che bisogna stringere un po' i cordoni della borsa, che è un po' l'argomento che avevamo toccato prima. Mia mamma mi veniva a sentire se fumavo, guardava in tasca mia se avevo sigarette o se l'odore da tabacco, mi controllava se andavo a scuola, se avevo presenze, mi controllava tutto dall'A a Z. Era un grande fratello. Allora, signor Gianfranco, mi piace perché ci ha ricordato per una cosa poetica il disco, quello vi ricordate il doppio disco con dentro la crema, lo zucchero a velo e la spuma, il bicchiere di spuma. Grazie signor Gianfranco. Allora, anche qui poi sul controllo daremo la parola alla dottoressa. Quindi gli infermieri che fanno questa vedetta attiva, poi?
Infermieri, poi abbiamo medici, ovviamente, la maggior parte dei colleghi sono psichiatri, ma non è indispensabile essere psichiatrici per lavorare, psichiatri, è un lapsus, psichiatri per essere assunti a lavorare a un CERT. Poi abbiamo gli psicologi, con un lavoro importante sia con il paziente che con i familiari, anche questo è un aspetto estremamente interessante. Lavorare soltanto con il paziente ha dimostrato che non è così utile. Cercare di lavorare anche con il familiare, proprio anche facendo leva su quelle cose di buon senso che ha appena detto il telespettatore, credo che sia un valore aggiunto che un servizio può dare. E poi ci sono figure professionali un po' più nuove, come gli educatori che hanno un ruolo importante sia per quanto riguarda il reinserimento lavorativo, tutte quelle attività importanti che si affiancano a quello che è un percorso soltanto farmacologico, e poi abbiamo gli assistenti sociali che si occupano di tutte quelle situazioni di disagio sociale che molto spesso accompagnano la tossicodipendenza, la dipendenza in generale e tutte quelle situazioni. Quindi figure differenti, ognuna che si caratterizza ovviamente per la propria professionalità, che collaborano in questo tentativo di definire il miglior percorso possibile per quell'utente. Qualche volta ci riusciamo, molto spesso sì, qualche volta no, però sicuramente... sicuramente, guardi, allora, io credo... La cosa che dico, ma quanti guariscono da dipendenza? Quanti è che dopo che sono venuti al CERT stanno meglio? A 2 anni, a 3 anni, a 5 anni? Ma io credo che molti stiano meglio. Molti. Il 70-80% sta meglio. Molti smettono anche di usare in maniera definitiva la sostanza. Molti devono continuare ad usare dei farmaci, molti riescono a mantenersi un lavoro, molti riescono ad avere dei rapporti sociali di un certo tipo. Quindi è una vittoria sfaccettata, quindi non è che solo perché hai smesso di usare la sostanza. Smettere di usare la sostanza è la condizione sine qua non, ma non è l'unico obiettivo che un servizio deve porsi. Esatto. Allora, siccome io devo chiudere, dottoressa Pavani, un flash, 2 telefonate, un uomo e una donna, tutte e 2 che ricordano forse dei tempi diversi, dei genitori meno morbidi, meno permissivi, non lo so, è colpa nostra, della nostra generazione. Siamo dei genitori, come si dice, col cuore di panna. No, io non parlerei di colpa, no, per noi tendiamo come servizio a non colpevolizzare assolutamente la famiglia di questi ragazzi hanno già abbastanza colpe che vivono su se stessi, perché avere un figlio che ha questi problemi comunque fa sentire in colpa, e noi lavoriamo proprio per togliere il senso di colpa, perché non serve assolutamente a nulla. La famiglia ci deve essere, i genitori ci devono essere, devono dare delle regole, sicuramente le regole vanno trasgredite, è il compito dei ragazzi trasgredire le regole. Perché se togli i soldi magari li cercano in un altro modo e diventa pericoloso. Ma l'importante è che la regola venga data e che la regola venga trasgredita, questo è il messaggio secondo me più importante che si può dare. La famiglia fondamentalmente ci deve essere, i ragazzi devono avere un contenitore, devono avere dei limiti, poi i limiti ovviamente gli adolescenti sono fatti in modo che devono essere abbattuti, perché è il compito dell'adolescente, quello sicuramente. Siamo stati tutti adolescenti, tutti scalmanati, tutti ribelli, abbiamo odiato tutti i nostri genitori, nessuno è perfetto, chi senza colpe scagli la prima pietra. Io ringrazio ancora l'associazione Il Pane e le Rose di questo bellissimo omaggio e grazie a tutti coloro che hanno chiamato, spero che questa trasmissione sia stata utile, chi ci ha chiamato, chi ci ha guardato. Ringrazio molto il dottor Barcello Mazzo, direttore della struttura operativa complessa del SERD, Dipartimento delle Dipendenze dell'US 5 di Rovigo. Ringrazio davvero molto la dottoressa Valentina Pavani, psicologa presso sempre l'US 5 di Rovigo. Noi come sempre torniamo domani. Un saluto al direttore generale sanitario che so che ci guardano ogni tanto. Arrivederci.